E allora, salve a tutti, cominciamo. Sembra non funzionare bene la chat di Restream a video. Ok, allora, vediamo un po', 2 secondi ancora, e cominciamo. Eccomi qui, salve a tutti. Come vedete abbiamo effetti speciali, ma io non li so usare e non mi va di usarli, quindi io direi proprio di levarli, tutti questi effetti speciali, così è meglio. Quindi leviamo questi effetti speciali. Ok, salve a tutti, sono Reni J o Reni in questa fase. Oggi dobbiamo fare l'unboxing di un pacco, eccolo qua, l'unboxing, eccolo qua, pacco numero 2136, si legge benissimo, è un pacco quasi anonimo, ecco, non c'è scritto niente da nessuna parte, era Bartolini che me l'ha consegnato. Ringrazio i corrieri Bartolini, tra l'altro vedo spesso altri youtuber che ricevono pacchi disintegrati o già aperti. Questo non mi pare abbia subito danni, tra l'altro è stato spedito ieri pomeriggio e mi è arrivato un'ora fa, verso le 4, quindi diciamo pure abbastanza rapidamente. Ok, allora prima di aprire questo pacco iniziamo a introdurre, diciamo, un argomento che mi sta abbastanza a cuore. È un progetto che vorrei portare avanti, diciamo, da adesso in poi, quando ho un attimo di tempo. Questo progetto ho deciso di chiamarlo, di intitolarlo Conoscere Reni direttamente da Reni, cioè sarò io a raccontare un po' la mia storia, le mie passioni, in parole semplici, in puntate non troppo lunghe, quindi massimo di un'ora. L'idea è proprio questa, di fare dirette di massimo di un'ora e cose che siano, diciamo, di pubblico interesse. Io, diciamo, ho 3 hobby principali, ehm, 3 hobby che sono, diciamo, forse un po' diversi tra loro, ma che sono la mia storia. Uno l'avrei chiamato Reni J per quanto riguarda la musica, l'altro l'ho chiamato Reni Retro per quanto riguarda computer e l'elettronica, quindi Reni Retro riguarderà soprattutto retro computing, retro games, elettronica in genere. E poi c'è Reni Toon per quanto riguarda cartoni animati, fumetti, action figure e tutto ciò che riguarda, diciamo, l'animazione vista, io direi, proprio a 360 gradi. Ok? Oh, scrivetemi se non sentite bene, se l'audio non arriva correttamente, perché è importante che si capisca che la musica che io ho qui accanto a me non arrivi troppo forte diciamo, al microfono. Detto questo, dobbiamo fare quello per cui ho aperto oggi questa diretta, che è appunto con il mio fedele coltellino rosso, un unboxing. Questa volta non sono vinili, ve lo anticipo, non sono vinili. Ok? Quindi direi che si può procedere tranquillamente. Sposto la telecamera, diciamo, di qua, ecco, ok, e questo è un altro PC, diciamo. I case e le schede madri da buttare sono fuori, che attendono la nettezza urbana per essere caricate, e questo invece è un case
che io vorrei riutilizzare. Allora, andiamo avanti. Questo è il pacco che sta qui sopra, eccolo, e adesso andiamo a fare l'unboxing in diretta, sempre col mio fedele coltellino. Andiamo a tagliare, ok, qui leviamo i documenti, stando attenti a non rovinare un po' tutto. Ok, questi sono i documenti di trasporto, ci possono essere qui. Ok, vediamo. Sì. Oh, bene bene. Qui c'è anche lo scontrino, perfetto. Ok, massima serietà da parte del venditore. E vediamo, analizziamo pure l'imballo. Allora, la scatola abbiamo visto che è arrivata intatta, quindi perfetta. Qui stiamo facendo tutto con la massima delicatezza del caso. Ok. Oh, guardiamo bene, allora l'imballo c'è la carta, questa carta protettiva contro anche gli urti. Volevo vedere pure quanta gente c'era, purtroppo qui c'è una persona che ci segue, va bene, noi andiamo avanti tranquillamente senza problemi. Allora, questa è la carta, diciamo, anti-urto, ok? Eccola qui, la leviamo, carta anti-urto. Ed ecco qui l'articolo, io ho comprato su eBay, ok? Ah, bene, ottimo. Le RAM, allora, questa è una scheda madre già bella e pronta, quindi montata già con la CPU. Qui c'è il raffreddatore con già la CPU dentro e già le RAM, che sono DDR3 ma sono la stessa marca, quindi le Corsair, di quelle che io ho, le DDR2 da 2 GB. Queste sono DDR3 da 2 GB l'uno, perché io l'ho comprato con 8 GB a bordo. La scheda madre, tra l'altro, non so se riesco a farla vedere, vorrei evitare di sballarla perché sta dentro un pacco antistatico, quindi poi io andrò di sotto e me la installerò, diciamo, con i braccialetti antistatici e tutto, giù al laboratorio. Perché una cosa è smontare una scheda madre da buttare, e una cosa è montare una scheda madre che serve. Quindi questo, come vedete, è l'imballo antistatico. Questo è un imballo, è una busta speciale in cui vengono imballate anche le schede madri nuove, ed è tutto antistatico. Mentre se uno deve buttare una scheda madre, cioè, basta staccare tutto, insomma, non c'è problema. E quindi niente, qui c'è un Intel Core 2 Quad, il 9550, che è un ottimo processore. Questa scheda madre supporta 4 DDR3 fino a 16 GB di RAM, e l'ho presa apposta. Non ha scheda video ma ha un'ottima scheda audio, quindi non c'è necessità. Io questo computer che assemblerò qui dentro sarà il prossimo per le dirette, perché questo qui che sta qui in salone lo abbandoneremo, lo userò appunto al salone per altre cose, mentre invece quello con cui lavorerò sarà questo qui, giù in laboratorio, e quindi mi toccherà reinstallare pure OBS, mi toccherà reinstallare tutti i vari applicativi. Tra l'altro mi ci hanno dato in dotazione, vedo anche il cavo serialata, ma ce n'ho tantissimi di cavi serialata, e questo rosso, vedete? Si vede un po' in trasparenza, questo cavo rosso è il cavo serialata, e poi c'è ovviamente la mascherina posteriore che va qui dove c'è, diciamo, lo spazio, vedete, dove metto la mano, qui va la mascherina posteriore. Ovviamente questa la riposiamo. La scheda madre, un'ottima scheda madre, perché è una Asus, adesso non ricordo il modello, ma è un'ottima, la Asus la consiglio come scheda madre, come top tra le schede madri. Poi, diciamo, su questo computer ci installerò anche questo, diciamo nello slot questo è lo slot da 3 pollici e mezzo, perché poi c'è quello da 5,4 dove già c'è un masterizzatore serialata. Magari ce ne metto un altro per averne due, per dei progetti che ho in futuro con 2 masterizzatori DVD. L'hard disk qui già ce n'è uno, ma penso di poter utilizzare questo SSD. Questo è un SSD, come si legge bene, 480 giga,
però io l'ho trasformato in USB, e quindi è un SSD USB tramite questo. È un, diciamo, l'ho trovato da un negozio, diciamo, cinese, mi sono trovato molto bene. È una mini docking station per hard disk da 2 pollici e mezzo e riesce a prendere l'alimentazione da una sola porta USB. Poi vabbè, io di hard disk ce n'ho tanti altri. Questo addirittura è un 160 giga parallelata da 2 pollici e mezzo, però questo è dai portatili, servirebbe l'adattatore, è più complicato insomma. E quindi niente, verrà un bel PC, ovviamente raffreddato. Qui già ci ho messo all'epoca una ventola, quasi sicuramente metterò l'altra ventola e cercherò di metterle illuminate. Questa davanti è una ventola illuminata con LED azzurri, non solo, ma qui davanti c'è un LED rosso per l'attività dell'hard disk che ovviamente lampeggia, e questa griglia qui davanti della ventola si illumina, è tutta azzurra ovviamente perché c'è una ventola qui, una ventola di colore azzurro con un LED azzurro, anzi c'ha 4 LED azzurri ai 4 lati questa ventola. Poi c'è messo per così il LED rosso che, siccome la ventola è trasparente, praticamente si diffonde su tutta la ventola e sembra che qui intorno ci venga un cerchio rosso. Quindi diciamo non è un case da modding, perché questo è un case Zebek, diciamo tra virgolette da battaglia, è un entry level, è molto leggero, non è neanche paragonabile a quelli dell'HP che abbiamo visto nelle puntate con l'unassembling dei PC, però diciamo l'abbiamo reso all'epoca un po' più carino, perché questo era il PC che stava in cassa dentro Morena Computer e quindi veniva visto, diciamo, dai clienti, e quindi io lo feci un po' più carino per quanto riguarda l'illuminazione a LED, dovendo scegliere dove metterli, come metterli, mi ci ero un po' divertito. Quindi qui metteremo 2 ventole sempre a LED, non so se metterle ventole multicolor oppure magari tutte e 2 azzurre, mo vediamo. Ciao Congi! Sì, ciao Daddo, benvenuti a questa nuova diretta dove parleremo anche del mio nuovo progetto che vorrei portare avanti partendo dai prossimi giorni. Allora, io qui ovviamente stiamo sempre in emergenza coronavirus, siccome ho toccato diciamo lì una busta dell'imballo fatto da altri, noi ci disinfettiamo bene le mani, prima con questo disinfettante e poi con quest'altro. Questo costa di più di qualsiasi prodotto per PC, ecco, attualmente ci costa un sacco di soldi, e quindi andiamo a disinfettare bene le mani, così lì ovviamente non tocchiamo più niente, e andiamo poi a presentare questo nuovo progetto, perché oggi così cerco di montare questa scheda madre, di cominciare a installare Windows 10, che tra l'altro io ve lo dico ragazzi, Windows 10 non l'ho mai visto, non l'ho mai usato, però prima o poi c'è sempre una prima volta, sono 10 anni che è uscito, bisogna prima o poi dedicarci, sì. Senza contare che Windows 7 non ha più supporto di nessun tipo da nessuna parte. E quindi niente, detto questo, questa è tutta roba mia, invece questa è tutta già disinfettata, la rimettiamo qua. Tra l'altro io qui ho dei cavetti che sono molto meglio, per esempio questo cavetto serialato è un serialata 6 gigabit, mentre quelli rossi di cui me ne hanno dato pure uno sono serialata 3 gigabit. Ora questa scheda madre, da quello che ho letto, c'ha una sola porta, che è quella bianca, forse si vede qua, io non la voglio aprire, ma qui vedete ci sono, praticamente posso attaccare 1, 2, 3, 4, 5, 6 hard disk, tra l'altro supporta anche il RAID. Poi posso attaccare questi sono a 3 gigabit, poi c'è uno solo bianco a 6 gigabit, quindi per il sistema operativo va bene, e uno che va messo per l'external SATA. Vabbè, questi sono tutti termini che in pochi conoscono, giusto magari chi assembla PC e chi si diverte a fare questo mestiere. Adesso rimettiamo bene questa telecamerina che ho qui sopra, ancora un po' più giù, così la sistemiamo meglio. Ok, io mi posso sedere sulla mia poltrona con i braccioli, e però non mi vedete lo stesso, ammazza. Ok, giù c'ho pure quella motorizzata, c'ho 2 telecamere webcam sfere
che ti seguono il volto quando ti muovi e magari sono più comode. Allora, presentiamo un po' questo progetto di cui stavo parlando prima. Allora, conoscere Reni direttamente da Reni. Io, guarda, ho fatto giusto 5 minuti prima di fare la diretta, eccetera. Mi sono inventato una presentazione PowerPoint, diciamo, e infatti ve la vorrei far vedere. Allora, ecco qui quello che è, diciamo il progetto. Ok? Da dove? Dimmi un po' se si legge bene. Io ho fatto così, ma non so poi la qualità come viene. Ditemi se si legge. Allora, qui c'è scritto conoscere Reni direttamente da Reni, diviso in tre, diciamo, sottocategorie, che sono Reni J per quanto riguarda la musica, Reni Retro per l'elettronica e Reni Turn per cartoni animati e fumetti. Praticamente cercheremo di analizzare sia la musica, sia l'elettronica, sia i cartoni e i fumetti come io li ho vissuti, diciamo, come è stato negli anni. Diciamo, faremo diverse dirette, diversi episodi. Diciamo, l'idea è quella di dare un'informazione molto facile, molto semplice, come potrebbe essere quella che io do dalle mie esperienze, quindi non uso delle informazioni prese da alcuni libri o da testi magari un po' troppo complicati. Vabbè, si legge piccolo, magari se stavano su un PC, comunque le cose allora dopo, perché io l'ho messo a tutto schermo quello che ho a disposizione. Allora, quindi niente, dicevo che praticamente spiegherò le cose in modo molto semplice, molto intuitivo, senza andare troppo a fondo, senza usare termini troppo complicati. Andiamo invece a vedere la parte, così ve la illustro, ve la spiego. Allora, questa è la parte Reni Retro, che io ho dato come sottotitolo conoscere la storia dell'informatica semplicemente. Ok? Allora, praticamente gli episodi che io ho pensato sarebbero come è nato il PC, cioè parlare un po' di questi PC, di quello che è venuto da quando nacque il primo PC ad oggi, che abbiamo telefonini, pad, abbiamo degli apparecchi in mano molto complessi, che sono, diciamo, l'epilogo di un'evoluzione che è nata, diciamo, negli anni 70 con i primi personal computer, che tutto erano purché personal, perché non facevano quasi niente, perché c'erano pochissima RAM, perché non c'erano tutte queste app, non erano pieni di software, le cose te le dovevi scrivere da solo. Vabbè, e questo lo vedremo poi nella prima puntata. La seconda puntata che volevo fare è parlare di tutte le parti che compongono un PC, un po' in generale, però un PC è formato da talmente tante parti che diciamo bisognerebbe dedicare una puntata, diciamo, intera proprio per parlare dell'alimentatore, del case, del CD-ROM o masterizzatore DVD, Blu-ray, quello che volete, gli hard disk, la scheda madre, la RAM, diciamo tutte quelle che sono le parti, pure il monitor, tastiera, stampante, scanner, tutto ciò che diciamo che c'è dentro un PC, sia esso portatile, sia esso fisso, diciamo in un qualsiasi PC è composto da tante parti. Analizziamo quanti sono queste parti. Poi vogliamo andare un po' più, diciamo, in dettaglio, e una puntata la vorrei dedicare alla scheda madre e alle evoluzioni delle schede madri, a partire, diciamo, dalle prime, proprio Commodore VIC-20, 64, eccetera, l'evoluzione che c'è stata, l'Amiga, i case del computer che sono diventati prima desktop, poi tower, adesso sono addirittura all-in-one, tutto dentro al monitor, e quindi questo c'è da dire. Poi le RAM, c'è stata un'evoluzione anche sulle RAM. Vedremo proprio le prime RAM erano saldate direttamente su scheda madre, poi vedremo le prime SIM, le SDR, le DDR, DDR2, DDR3, DDR4 da adesso, le RAM delle schede video, eccetera. Parleremo un po' in generale delle RAM. Poi bisognerà dedicare una puntata alle CPU, l'evoluzione delle CPU. Le CPU prima erano rettangolari, secche e lunghe, con tanti piedini ai lati, ed erano i classici chip, quelli che noi chiamavamo i chip,
gli integrati, e adesso sono quadrati, all'interno hanno più cuori, quindi c'è da dire tanto anche sulle CPU. Gli hard disk, l'evoluzione degli hard disk, i primi hard disk erano microchannel, erano grossi, alti, succhiavano un sacco di corrente, poi siamo passati poi allo SCSI, all'IDE, serialata, c'è tanto da dire anche sugli hard disk. Gli hard disk da 2 pollici e mezzo, per i PC portatili esistono da 1 pollice 8, addirittura da 1 pollice, proprio piccoli, piccoli così, quindi diciamo c'è tanto da dire anche sugli hard disk. Poi dopo gli hard disk penserei di fare un altro episodio dedicato alle schede video, tutti i vari, diciamo, le varie schede video, che le prime erano ISA, PCI, AGP, PCI Express, eccetera. Gli alimentatori, è importante pure gli alimentatori, saperlo scegliere l'alimentatore per il proprio PC, perché gli alimentatori sono importantissimi. Vedremo come il connettore su scheda madre esiste da 20 pin, da 24 pin, parleremo invece dell'alimentazione CPU a 4 pin o a 8 pin, parleremo dei 6 pin per le schede video, insomma gli alimentatori hanno bisogno di una puntata a parte. Le schede audio oramai esistono anche USB esterne, esistono PCI Express, esistono delle schede audio molto molto buone, delle schede audio integrate su scheda madre magari un po' meno buone, eccetera. Poi parleremo pure dell'evoluzione dei monitor, dal tubo catodico di una volta diciamo ai monitor odierni che sono tutti quanti a LED. Poi tratteremo i modem e la telematica, cioè il modem era quell'apparecchio che permetteva di mettere in comunicazione un computer con uno e uno solo altro computer, che poi a sua volta era messo in connessione con altri computer che erano connessi magari a lui. E poi parleremo invece a parte delle schede di rete e delle reti, sia reti domestiche, sia LAN, sia la LAN è una Local Area Network, la MAN è una Metropolitan Area Network e la WAN che è Internet, che è una World Area Network. Vedremo come poi si è evoluta, diciamo, il concetto di rete a stella, diciamo. Non meno importanti sono le stampanti. Noi siamo partiti da stampanti ad aghi o ancora prima. Le stampanti ad aghi si sono evolute con quelle a getto d'inchiostro, poi con le laser. Adesso abbiamo delle stampanti all-in-one che ci fanno stampante, scanner, fotocopiatrice e fax. Ok? Altra cosa importante sono stati gli scanner. I primi scanner erano manuali, si chiamavano handy-scanner, perché tu con la mano dovevi passarli sul foglio piano piano per poter scansionare un foglio. Erano degli aggeggi che si prendevano in mano, c'era il foglio, lo poggiavi sul tavolo e passavi lo scanner, dovevi andare a una velocità giusta, se no ti veniva male la scansione. Quindi diciamo è importante anche lo scanner. Poi parleremo di tutte le porte esterne, quelle di un PC, quindi seriali, parallele, USB, VGA, HDMI, DVI. Le porte esterne pure sono quelle per un microfono, una cuffia, se sono 5.1 per tutte quante le casse. Parleremo le USB, le Firewire, diciamo un computer adesso ha talmente tante porte esterne che c'è tanto da dire. Dopo le porte esterne analizzeremo anche mouse, tastiere, joystick e tavolette grafiche, che magari non tutti sanno che esistono anche delle tavolette grafiche per poter disegnare meglio. Parleremo della differenza tra un PC fisso e un portatile. Parleremo di tutte le periferiche a disco, partendo ecco dai floppy, dai vecchi floppy da 5,25, da 3,5, CD, DVD. Quindi vedete c'è tanta roba sulla brace. Parleremo il backup, di come veniva fatto una volta il backup su dei nastri magnetici chiamati DAT, DLT, Ultrium. Ci sono tanti termini che magari solo per una cultura generale può far piacere conoscere ed andare ad analizzare. Quindi il backup a NAS, e poi attualmente i backup quasi non c'è più bisogno di farli, o se vengono fatti vengono utilizzati altri hard disk USB o anche hard disk removibili. C'era chi faceva i backup su degli hard disk removibili, andando ogni volta a rimuovere e a mettere gli hard disk su dei cassettini removibili.
Poi parleremo di una cosa che a me sta molto a cuore, perché io l'ho visto nascere il concetto ed utilizzare poi in Ericsson su tutti i server che ho gestito, che è il RAID. Il RAID, questo sconosciuto. Le varie tipologie di RAID, esistono RAID 0, RAID 1, RAID 0 più 1, RAID 5, e quindi andremo ad analizzare bene per far capire che differenza c'è tra i vari tipi di RAID, come si possono creare questi RAID e soprattutto l'utilizzo che se ne può fare. Quindi sì, adesso ci arriviamo. Poi le ultime cose che volevo affrontare è le webcam, chat e smartphone, praticamente l'evoluzione delle prime webcam, dei primi smartphone con webcam integrata e degli ultimi smartphone che ci permettono di fare videochiamate, ma non solo videochiamate, ci permettono di fare pure cose di gruppi. Poi parleremo ovviamente, una cosa immancabile nell'informatica sono ciò che ci ha memorizzato dentro l'hard disk. La prima cosa, va messo un sistema operativo. Partiremo da MS-DOS, parleremo anche di Amiga OS, parleremo di GEOS, che era il Graphic Environment Operating System del Commodore 64, anche se non era un sistema operativo, però ci si avvicinava molto. Parleremo di Windows 95, perché Windows 3.1 non era un sistema operativo, perché il sistema operativo di base era il DOS. Poi su DOS uno lanciava Win e partiva Windows 3.1, quindi a quell'epoca Windows era un software per MS-DOS, mentre Windows 95 era un sistema operativo a sé stante. Ok, quindi analizzeremo Windows 95, 98, 98 SE, Millennium, Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional, Windows XP, e poi passeremo a Windows 7, Windows 8, 8, 8.1 e Windows 10. L'ultima cosa, ma non ultima per importanza, sono i cavi. Come vi ho detto, i cavi sono molto importanti, esistono cavi di tutti i tipi, audio, video, interni per passare i dati, USB. Vedremo tutte le caratteristiche che deve avere un cavo di rete, categoria 6, categoria 5, un cavo HDMI, che differenza c'è tra un cavo DVI e un cavo HDMI, che differenza c'è tra un cavo VGA e un altro. Analizzeremo i vari cavi di trasferimento dati, quindi IDE, SCSI, serialata, quelli sono interni. Vedremo i cavi di un alimentatore, insomma i cavi in generale. Ok? E adesso passiamo alla parte DJing. Eccoci qua per quanto riguarda RenyJing, il DJing visto da me. Qui ho pensato una quindicina di episodi, che sono tanti anche questi. Io però li inframezzerò, non è che parlerò soltanto di... cioè un giorno magari faccio una puntata dedicata al computer, un altro giorno faccio i cartoni animati, poi a seconda di come ci troviamo parliamo. Allora, praticamente la prima puntata ovviamente di un qualcosa dedicato al DJing è come è nato il DJ e la sua funzione. Parleremo appunto della nascita del DJ, di come la figura del DJ ha soppiantato un po' il jukebox dentro ai locali, dentro alle cose, dentro ai locali pure da ballo, dove c'erano sempre questi jukebox che la facevano da padrone. E quindi vedremo pure la funzione del DJ, come si è evoluta, come si è plasmata nel tempo, fino ad arrivare a quella che è oggi, dove il DJ è una figura basilare, una figura fondamentale, un artista che deve avere una conoscenza di base molto approfondita per fare questo lavoro. Non è più, chiamiamolo così tra virgolette, un cambiadischi, ma la sua funzione si è talmente evoluta grazie anche alla tecnologia digitale, che non è più soltanto un cambiadischi, un qualcuno che prende un brano e lo cambia con un altro, assolutamente. Poi una cosa principale per me che deve avere un DJ, che deve sapere un DJ, è le parti di un hi-fi e l'attrezzatura che si deve portare dietro. Prima, negli anni 80, primi anni 90, c'era da riempire un camioncino con l'attrezzatura del DJ, perché il DJ si portava dietro le casse, i giradischi, il mixer, tutti gli effetti luce, perché se li montava lui. Almeno io parlo sempre della mia esperienza, infatti il titolo rimane il DJing visto da me. Io mi riempivo il pandino
sopra, sotto, di altoparlanti, di amplificatori, quindi le parti di un hi-fi e l'attrezzatura di un DJ. C'è molto da dire, gli equalizzatori, io mi portavo dietro pure degli equalizzatori, perché a seconda dei brani, purtroppo i mixer, io c'avevo un Davoli e poi c'avevo un Gemini, non c'avevano questi equalizzatori come quelli di adesso, che hanno più levette che levette e hanno gli equalizzatori su ogni canale. Io non ce l'avevo neanche sul master l'equalizzatore, sul mixer, e quindi l'equalizzatore ce l'avevo a parte. Subito prima degli amplificatori avevo messo un equalizzatore, perché pure per evitare che si rompessero sia gli amplificatori che le casse. Insomma, comunque parleremo appunto delle parti di un hi-fi e l'attrezzatura di un DJ. Poi avevo pensato di parlare dei mixer, l'evoluzione dei mixer, i vari mixer che abbiamo a disposizione al giorno d'oggi, quello che serve a seconda di quello che un DJ vuole fare. Ovviamente serve un mixer ad hoc, non è che tutti, cioè ognuno sa quello che ha intenzione di fare, ha un'idea in mente e deve prendere il mixer per realizzare quella cosa. Al giorno d'oggi abbiamo tantissima scelta e tantissime marche. Se uno vuole fare DVS deve comprare un mixer per fare DVS o un'attrezzatura per fare DVS. Poi vedremo che cosa significa fare DVS, ma comunque appunto il mixer è una cosa molto molto importante da saper scegliere. Ovviamente quando parliamo di DJ, disc jockey, non si può non parlare di giradischi o piatti, quindi analizzeremo diverse marche di giradischi. Tutti parlano dei Technics 1210 come i top, i più professionali, i migliori dei su e giù. Da alcuni punti di vista questo è vero, è verissimo, però è pure vero che sono nati tanti DJ che lo fanno amatorialmente dentro casa e non hanno bisogno di una cosa professionale per andare avanti, per mixare, perché va bene anche una cosa, diciamo, meno professionale, che magari ha una durata minore del tempo. Noi non sappiamo dove staremo tra 20 anni. È vero che questi giradischi ce l'ho pure io ce n'ho 3 attualmente, ne arrivo forse per un quarto di 1210, sono durati nel tempo, non c'è che dire, cioè hanno 40 anni i giradischi miei. Però c'è necessità al giorno d'oggi di tutta questa durata? Non lo so. Al giorno d'oggi forse è meglio avere più funzioni magari subito, e tra 2 anni si rompe, che devo fare? Devo cambio i giradischi, magari risparmio. Ok? Andiamo avanti. I dischi e la musica, parleremo 33, 45, 78 giri. I dischi, la musica come si è evoluta, la musica registrata sulle cassette, su Stereo 8, sui vinili che ci piacciono tanto, le copertine dei vinili. Insomma, parleremo dei dischi e della musica, dei compact disc, dei singoli che sono usciti che pochi li conoscono. Insomma, parleremo appunto dei dischi e della musica, come va scelta, eventuali scalette come vanno fatte. Insomma, c'è un'infarinatura di tutto, però ovviamente sempre per come la vedo io, ma non solo, detta semplicemente. Queste cose, questi argomenti trattati semplicemente. Parleremo ovviamente di CDJ, XDJ e console, perché avendo trattato i giradischi, il DJ moderno non può non conoscere CDJ, XDJ e console. Molti chiamano anche MDJ, insomma va bene. I CDJ hanno una particolarità che leggono anche i CD, gli altri apparati magari leggono solo le pennette, possono leggere via rete musica da altre fonti esterne che stanno addirittura su internet. Quindi abbiamo fatto un salto enorme per quanto riguarda la digitalizzazione dell'audio. Quindi addirittura, mentre prima tutti dovevi portare dietro le cassette piene di vinili, un attimo che rimetto la telecamera, ecco, rimettiamo la telecamera, io mi alzo un attimo per farvi vedere cosa intendo. Ecco, quando noi intendiamo, io andavo in giro più o meno, porca miseria, eccoci qua, così, con le cassette piene di vinili che pesa una tonnellata sta cosa. Poi c'è stato il momento in cui bastava semplicemente, davvero semplicemente, avere una pennetta USB. Adesso non serve neanche la pennetta USB, basta una connessione a internet e poi la console o alcuni MDJ, XDJ come li vogliamo chiamare,
si connettono direttamente alle banche dati a cui uno può fare l'abbonamento e c'hai tutta una marea di brani in qualità ovviamente massima a disposizione per poter mixare, ok? Quindi pensate a quanto si è facilitata la cosa, invece che uno si scordava a casa 3-4 dischi, 5 dischi, oddio l'ho lasciati a casa, stavano lì, stavano da parte, mi sono scordato, non esiste più questa cosa, ok? Poi vabbè, dedicheremo un altro episodio a una parte che a me sta molto, molto, molto a cuore, che è gli effetti luce, un tocco di magia. Gli effetti luce, io mi portavo dietro sempre una marea di effetti luce perché mi piaceva, dovevo spegnere tutte le luci e dovevo comandare tutto io. E quindi avevo diversi effetti luce e mi divertivo sia a montarli e a smontarli che a usarli durante l'evento. Poi parleremo delle casse, le casse monitor, le casse attive e le casse passive. Dov'è che conviene avere casse attive, quando è che conviene avere amplificatore e casse passive, e le casse monitor, che qualità devono avere. Diciamo, parleremo anche delle casse, che per il DJ è una cosa fondamentale, pure le casse giuste. Mettiamo un'altra volta la musica qui, che ogni tanto YouTube si blocca. Poi ovviamente altra cosa molto importante sono le cuffie e i microfoni. Dedicheremo diciamo, qualche tempo pure a parlare di vari tipi di cuffie, vari tipi di microfoni, perché in commercio ci sono cuffie da 9,90 € a oltre 1.000 euro. C'è la differenza tra una cuffia e l'altra. I microfoni, anche i microfoni, tra l'altro lasciando stare pure il prezzo del microfono, ci sono diversi tipi di microfoni, perché i microfoni possono essere omnidirezionali, bidirezionali e monodirezionali. A seconda di dove deve catturare l'audio, il microfono è diverso, è progettato diversamente. I microfoni possono anche essere stereo. Io ho un microfono della Grundig stereo spettacolare, però c'ha la presa DIN, perché una volta quello fa parte di un Revox. Revox erano i registratori a bobine, e io ho un Revox spettacolare che aveva già l'effetto eco, magari poi lo vedremo pure durante un episodio, e parleremo appunto di cuffie e microfoni che hanno la loro importanza basilare. Andando avanti si parlerà dell'evoluzione della musica. La musica che c'era negli anni 50 non è come la musica che c'è adesso nel 2020. Cioè, la musica però, se voi ci pensate bene, correggetemi se sbaglio, ma io penso di non sbagliare, si è sempre fusa con gli anni, nel tempo. Cioè, se voi prendete la musica dei primissimi anni 80 e la musica degli ultimi anni 70, vedete che si è fusa, si è mischiata, c'è stata come una sfumatura e siamo poi entrati nella dance 80. Stessa identica cosa è successa alla fine degli anni 80 con la musica degli anni 90. La musica dei primi anni 90 non è uguale a quella degli ultimi anni 90, assolutamente. Siamo andati ad evolverci, diciamo, con un tipo di musica che poi ci ha portato negli anni 2000. Negli anni 2000 ovviamente la musica è completamente diversa da quella degli anni 90, lo sappiamo, ma ancora non è quella del 2010-2020. Quindi anche negli anni tra il 2000 e il 2010 c'è stata un'evoluzione che poi adesso ci ha portato alla musica di oggi. Quindi assolutamente la musica è importante. Poi dopo la musica parleremo, esistono tantissimi software di DJing, ok? Esiste Serato DJ, esiste Recordbox, esiste Virtual DJ, esiste DJ Free, quindi diciamo che dovremo andare a vedere questi strumenti che più o meno fanno tutti la stessa cosa, cioè ci aiutano, attenzione, ci aiutano nel mixaggio, nell'ideare un passaggio, nel creare dei loop, nel creare, diciamo, delle cose, ma la fantasia è sempre quella del DJ. Attenzione, questi programmi non fanno da DJ, attenzione. Una cosa molto importante è che questo programma non è che fa tutto da solo, che tu gli dai una playlist da una parte, una playlist dall'altra e dici lavora. Assolutamente non è così. Possono farlo, però poi a quel punto è tutto in automatico e non c'è niente di fantasioso. Cioè a quel punto ritorniamo indietro al jukebox. Cioè capire che il jukebox, se terminava un disco, c'era in automatico il braccetto che andava a prendere un altro disco
e metteva la canzone successiva. In questo caso il programma, mi sentite ancora? Sì? Perché non vedo, sì. Il programma va in automatico a prendere la canzone dopo, le può mettere a tempo, però già scegliere il punto esatto dove fare il cambio, se lo fate fare il programma fate un macello. Quindi diciamo che questi programmi assolutamente non fanno tutto da soli, e non è vero che un DJing digitale vale meno di un DJ su vinile o con l'analogico. Allora, dopodiché forse questa puntata la mischierò insieme ai giradischi, vediamo quanto c'è da dire sui giradischi, che riguarda le puntine, le testine e le conchiglie, come scegliere puntine, testine e conchiglie per il proprio giradischi in base a quello che uno vuole fare. Se uno vuole mixare con scratch eccetera, o se uno vuole mixare più semplicemente, se uno vuole una qualità musica maggiore, se vuoi più bassi, meno bassi. Esistono puntine diciamo sferiche e puntine ellittiche. Quale è meglio? Diciamo la conchiglia è meglio quella a forma di Concorde come le Ortofon, o le conchiglie normali come diciamo come le vecchie conchiglie Technics o che si trovano. Io le mie, ecco, non mi ricordo, le mie sono Stanton. Io sono affezionato per quanto mi riguarda alle conchiglie della Stanton H2S V2. Sono molto molto belle quelle conchiglie della Stanton. Poi vedremo gli store di dove acquistare la musica. Questo è un altro punto molto importante per i DJ, perché i vinili possono essere acquistati usati, addirittura stanno i mercatini su Facebook, c'è Discogs che si conosce molto bene, ci sono tanti negozi di vinili che hanno diciamo negozi di musica che hanno rimesso i vinili, per esempio a Discoteca Laziale che ha dedicato un reparto completo di nuovo ai vinili. Dove trovarli? E la musica digitale, se uno la vuole comprare, dove si può comprare? Cioè senza scaricarla da YouTube, diciamo, se uno vuole comprare tutto ufficiale, tutto regolare, quali sono i negozi per la musica digitale, per la musica in vinile? E quindi vedremo, analizzeremo pure i vari prezzi che uno può pagare. E poi diciamo l'ultima cosa di cui volevo parlare, lo vedete in un ipotetico episodio 15, è la saletta per DJing e live. Scusate, praticamente quando uno va a progettare, dice io ho una sala che non la uso per niente e voglio farci dei live, o mi voglio dedicare a fare delle compilation da poi pubblicare su Mixcloud, o voglio fare delle compilation da proporre a delle radio. Come bisogna strutturarla questa stanza? Allora lì vedremo consigli e proposte per fare questo. Ok? È rimasto circa un quarto d'ora di tempo per spiegare invece l'ultimo aspetto che magari interesserà di meno alle persone che sono ancora collegate, che però a me sta molto a cuore lo stesso, che è diciamo Reni-Tun. Ok? Reni-Tun, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua. Reni-Tun è come ho vissuto io la TV e i fumetti anni 80 e 90 ovviamente. Allora, il primo episodio lo vorrei dedicare proprio ai cartoni animati, dipendenza o passione. Uno che vede sempre cartoni animati, che passa un sacco di tempo libero a vedere i cartoni animati, è dipendente dai cartoni animati o è una passione che porta avanti? C'è una differenza e quindi la analizzeremo. 2. I fumetti. I fumetti sono una cosa bellissima, nata tanti anni fa, addirittura prima di Walt Disney, vabbè. Comunque i fumetti ce li portiamo dietro da tantissimi anni. Come si è evoluto il fumetto? Cos'è oggi il fumetto? Analizzeremo anche questo. Le serie TV. Come nasce una serie TV? Quante sono le serie TV? Ovviamente non solo cartoni animati in questo caso, ma anche serie TV di film, di telefilm, comedy e cartoon ovviamente. Sono talmente tante che non è quasi possibile neanche fare una lista esatta delle serie della serie TV. Poi ovviamente merita diciamo un episodio a parte tutto il mondo Disney,
il mondo dei cartoni animati della Disney, sia dei film sia di tutte le serie TV che ci ha riempito la Disney di serie TV, anche spin-off di film che sono stati trasmessi al cinema, o spin-off per esempio Lilo e Stitch, ma ce ne stanno tanti di spin-off che hanno dato vita a una serie TV ed anche ad altri film per la TV come Descendants, che vede tanto mia figlia. Poi parleremo del Giappone, ci ha cambiato forse per sempre. I cartoni animati giapponesi, arrivò Goldrake, arrivò Mazinga, Gigrobot, e da quel momento qualcosa in Italia è cambiato. Da quel momento sono arrivati Giorgi, Lady Oscar, sono arrivati talmente tanti cartoni animati che non ci si faceva importarli, non ci faceva doppiarli per quanti ne arrivavano durante un anno, non ci si faceva neanche quasi a trasmetterli. Molti sono andati nel dimenticatoio, David Gnomo amico mio, Una sirenetta fra noi. Poi c'erano anche altri paesi, vado a ricordare i Puffi, cioè c'era veramente tanta carne alla brace. Pure diciamo queste serie giapponesi hanno avuto un'evoluzione, andremo ad analizzare pure questi. Poi le reti televisive, le reti prima noi vedevamo Rai 1, forse Rai si chiamava, Canale 2, poi nacque Canale 5, Rete 5 eccetera. Comunque diciamo c'è stata un'evoluzione pure dei canali, poi nacquero tutte le TV private, ci ricordiamo bene Junior TV, Super 3, TRE, che era all'epoca Teleroma Europa, cioè ci sono state tantissime reti che a me piacerebbe ricordare insieme. Poi vorrei dedicare una puntata a chi registrava ossessivamente qualunque cosa, qualunque serie TV, io sono uno di questi, quindi VHS, registriamo tutto, ci riempivamo di videocassette e quando c'era un evento, un qualcosa che ci piaceva, registra, quindi VHS, registriamo tutto. Poi c'è stato tutto, diciamo, un evolversi di giocattoli ed action figures, che sono nate da serie, siano essi cartoni che telefilm eccetera, comics, e adesso hanno fatto una marea di merchandising di giocattoli e action figures. Andremo ad analizzare, magari qualcuna la vedremo pure, io ho diverse action figure. Poi le sigle dei cartoni animati, ecco, questo dedica una puntata ad hoc. Le sigle dei cartoni animati hanno fatto la storia, ma non solo dei cartoni animati, anche dei quiz e dei telefilm. Cioè sigle che ci ricordano la nostra infanzia, sigle che ci sono rimaste nel cuore, quindi parleremo anche di sigle. Le fumetterie erano negozi o punti di ritrovo? Ai tempi miei il sabato si andava al Marchio Giallo e ci si ritrovava tra tanti appassionati per chiacchierare un po'. Quindi diciamo che secondo me le fumetterie sono più punti di ritrovo che negozi, erano almeno. Quindi vedremo anche le fumetterie, parleremo delle fumetterie, di quello che erano, di quello che sono. Poi gli anni 80 e 90, il boom dei manga, delle fiere e la nascita del cosplay. Sì, diciamo che negli anni 80-90, fino agli anni 80 nacquero, diciamo, tutte le fiere dedicate appunto a cartoni animati, al mondo dei cartoni animati, dei games e della musica. E quindi diciamo le fiere e il cosplay hanno avuto una cosa, diciamo, un'importanza veramente basilare per molti. Poi c'è un'altra cosa che è stata sottovalutata ed è stata reintrodotta in qualche gruppo, cioè gli album di figurine. Sono usciti centinaia e centinaia di album di figurine, ma non solo quelle dei calciatori, anche quelle delle serie TV, le figurine, quelle dei cartoni animati, le figurine di tutto. Noi avevamo figurine e stavamo sempre a giocare con le figurine a scuola, quindi pure quello è importante. Poi un'altra cosa, i gadget adesso quando andiamo in una fiera è pieno di gadget, quindi portachiavi, magliette, felpe, tazze, e chi più ne ha più ne acquisti, ho scritto io, proprio perché i gadget sono diventati una cosa secondo me molto importante. Non mi fa fare più la transizione, chissà perché, non posso più tornare a Saronas, mi si è impiantato e noi facciamo così. Ok, stavo dicendo che i gadget sono una cosa che ha preso molto piede
e quindi parleremo dei gadget e di come farseli da soli, perché io quando c'avevo Arena Computer potevo stampare su qualsiasi materiale, addirittura pure sul legno, e quindi vale la pena farseli da soli piuttosto che acquistarli già fatti, così è anche più personalizzato il gadget. Dalle serie TV e dai cartoni animati sono nati anche poi dei giochi da tavolo fatti ad hoc. C'è il Monopoly di The Big Bang Theory, c'è il Monopoly di Star Wars, c'è il Risico di Star Wars, il Risico del Signore degli Anelli. Quindi diciamo che anche i giochi da tavolo hanno subito l'effetto dei cartoni animati e dei fumetti. Quindi parleremo anche di tutti questi giochi da tavolo, versioni speciali per quanto riguarda cartoni animati e fumetti. Poi l'ultima cosa che io avevo in pentola era di parlare dei videogiochi e cartoni animati, intesa perfetta. Ovviamente da molti cartoni animati io ricordo sempre con affetto il ColecoVision che aveva The Smurfs, i Puffi, un gioco che all'epoca fu fatto benissimo, che aveva uno sprite grosso così del puffo che camminava, era a scorrimento orizzontale. Poi dopo uscì pure Snoopy che andava avanti, doveva soltanto saltare e c'aveva quest'orecchia che faceva su e giù, però all'epoca la grafica quella era. Però quello era il nascere di tutta una serie poi di diciamo giochi ispirati a cartoni animati e poi anche cartoni animati come per esempio Street Fighter ispirati da giochi, capito? Poi ci fu il gioco pure di Dragon Ball, troppe cose, insomma come vi ho descritto, vedete l'ora è quasi scaduta, come vi ho descritto c'è tanta roba sul fuoco e vedremo nei prossimi giorni, col tempo che ho a disposizione, famiglia e pizzeria permettendo, ovviamente trasmetterò da giù con il PC che abbiamo visto oggi. Abbiamo fatto l'unboxing di questa scheda madre, ora dopo mi dovrò ridisinfettare le mani perché sto ritoccando questo pacco, quindi siamo addirittura d'arrivo di questa diretta, non so se vi ha interessato o meno, insomma, e niente. Quindi questa è la scheda madre con cui farò le dirette e le farò da giù, da quella che poi verrà battezzata la Reni Caverna, e quindi magari con altre telecamere, mi devo ancora organizzare, però mi devo sbrigare perché ovviamente il tempo è poco e le cose da fare sono tantissime. Ok? Io ringrazio tutti, non so se c'è qualcuno collegato, ma non penso per niente perché mi sono dilungato tantissimo, quindi niente, io vi ringrazio di aver visto questo video. Ho fatto diciamo un'introduzione ad un progetto, se si riesce a realizzare io ne sarei molto contento. Come vedete sulla maglietta c'è sempre disegnato il Commodore 64 e niente, io allora vi do appuntamento alla prossima diretta e direi che si può chiudere qui il progetto Conoscere Reni direttamente da Reni. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima diretta.